siamo al 16 di febbraio, come detto e come anticipato tempo fa, a metà febbraio avremmo fatto poi il punto della situazione sull'andamento del cantiere. Oggi per la prima volta riusciamo a transitare con un mezzo di servizio, quindi a superare la frana con un'auto non con cingolato. Questa è una prova importante per dire che i lavori sono andati avanti in modo celere e la data che ci eravamo dati di Pasqua probabilmente riusciremo a garantirla, anzi il lavoro che stiamo facendo è per anticipare di una settimana, quindi per la Domenica delle Palme, l'apertura a senso unico alternato. Oggi è una bellissima giornata, un primo test di questa strada che per adesso è una strada di cantiere, però sicuramente essere qua a metà di febbraio a questo punto, a questo livello di lavoro, vuol dire che sicuramente si rispettano gli obiettivi dati sempre sia dall'inizio dalla città metropolitana, dalla regione, da noi sindaci e lascia anche presagire che ci sarà un'apertura qualche giorno anticipata. È una giornata, io sono molto felice perché poi essendo uno che vive a Portofino e lavora a Portofino, adesso essere passato di qua con la macchina di servizio di Portofino è veramente stata una grandissima emozione, una grande contentezza. Ringrazio veramente Città Metropolitana, i suoi tecnici, l'ingegnere Bellina e Belfiore, tutti gli operatori, le ditte che si sono susseguite sia dal 2 di novembre a fare lavoro su questo pezzo di strada provinciale 227. Li voglio ringraziare veramente di cuore perché hanno fatto un lavoro e hanno ridato veramente una serenità a me come sindaco, ma soprattutto a me come portofinese. Ecco, Portofino è un'azienda, è un paese che sicuramente dà da lavorare anche a migliaia di famiglie. Ecco, per avere la nostra strada per tempo, per fine marzo, primi di aprile, è veramente un significato veramente importante. Ringrazio veramente l'operato di Città Metropolitana e di Regione che hanno consentito, essendo in Italia un miracolo. Credo che per noi è un appuntamento importante quello della ricostruzione di questo transito carrabile tra Santa Margherita e Paraggi e Portofino. Quindi è un impegno concreto che ha preso la Città Metropolitana insieme alla Regione Liguria, in sinergia con i comuni di Santa Margherita Ligure e Portofino, e mi sembra che stia procedendo secondo quella che era la scaletta di marcia, anzi forse con un po' di anticipo rispetto al previsto. E questo credo dia soddisfazione e possa tranquillizzare tutto il tessuto anche commerciale, ricettivo e imprenditoriale del territorio. Stiamo seguendo le indicazioni progettuali che prevedevano la realizzazione di un'opera massiva consistente in massi di cava e conglomerato cementizio. Questo ci ha aiutato ad accelerare di molto i tempi progettuali. Questa è stata un'idea progettuale che abbiamo portato avanti. Quindi ora completeremo con le finiture della pavimentazione, faremo le opere a monte di disciplinamento acque e le opere paramassi. Una giornata importante e soprattutto un obiettivo raggiunto. Ringraziamento alla Regione Liguria, al Governatore Totti, all'assessore Gianpedrone e alla Città Metropolitana di cui io faccio parte, sono il vice sindaco, l'abbiamo seguito insieme a Franco Senaraga, tempi record, c'è tanta soddisfazione, ci sono ancora tante cose da fare, però l'idea di riavere Portofino collegata a Santa Margherita, di conseguenza anche a Rapallo, è motivo di orgoglio. Oggi si può intitolare questa diretta come il ritorno alla normalità.